E allora amici ed amiche appassionati di grande futsal, buongiorno e ben ritrovati nel Tempio del Pirossigeno Cosenza, ben ritrovati alla Palla Cosenza di Cosenza o Palla Ferraro che dir si voglia, per la terza ed ultima giornata di questo torneo delle regioni categoria Under 15, è la seconda partita dei nostri leoni che si apprestano ad affrontare il Lazio in questa decisiva partita. Manca soltanto un passo, solamente un passo per i nostri leoncini che appunto sono chiamati ad ottenere quantomeno un punto per passare il turno, per vincere il proprio girone e approdare ai quarti di finale. Il saluto in questo momento delle due squadre agli ordini del direttore di gara. Il saluto l'abbiamo visto anche tra i due capitani Alessandro Chong e Luca Ferraro per quanto riguarda le due formazioni rispettivamente Veneto e Lazio. Si salutano ora le squadre anche con i componenti dei rispettivi staff, insomma una partita davvero decisiva con il Veneto che può accontentarsi anche di un solo punto. Nel frattempo vi proponiamo in diretta anche un video con la folta rappresentanza di tifosi giunti da Venezia e dintorni con tanto di bandiera con il leone alato, insomma la presenza di tifo non si fa davvero mancare in questo TDR colmo di passione, colmo di aneddoti da raccontare. Un torneo delle regioni sin qui davvero roseo per quanto riguarda le rappresentative venete che hanno totalizzato solo vittorie ad eccezione del pareggio ottenuto dalla nostra Under 19 che scenderà in campo alle 17:30, la formazione Under 19 che per l'appunto ha pareggiato all'esordio contro la Toscana e che scenderà in campo contro il Lazio alle 17:30. È tutto pronto per il calcio d'inizio di questo match. Lazio già in campo, si attende soltanto il Veneto per poter dare l'inizio a questo match. C'è ancora qualcosa da chiarire con mister Alessandro Marini, tutta la squadra a raccolta attorno all'allenatore. Damiano Cimolin rientra in porta a difesa dei pali per quanto riguarda il Veneto, lui che è stato costretto ad un infortunio nel immediato inizio della partita d'esordio ed è stato sostituito da Pietro Fiorone per tutto il corso del match. Di fatto dopo appena 2 minuti è stato costretto ad abbandonare il campo il portiere della Virtus Castelfranco. Starting 5 del Veneto completato oltre a Damiano Cimolin appunto completato tra gli altri da Matteo Bernardi, autore di 2 gol nella gara d'esordio. Bisogna ripetere nel frattempo il calcio d'inizio battuto con eccessivo anticipo. Matteo Bernardi, autore di 2 gol nella prima partita sulla laterale sinistra, Capitan Chong sul lato opposto, Rocco Manente, anch'egli doppiettista nella prima gara del girone, e ovviamente Antonio Lenzi in posizione di pivot. Sul lato opposto troviamo Mattia Santarelli a difesa dei pali, portiere della Lazio calcio a 5. Completano il quintetto di movimento del Lazio tra gli altri Matteo Onorati, vice capitano della formazione, Chimpeng Lee, autore dell'unico gol sin qui realizzato dalla Lazio nel torneo, Marcello Stillitano con la maglia numero 11 e ovviamente capitano Luca Ferraro in posizione di pivot, seppur ora manovri più da laterale. Imposta il Lazio con Chimpeng Lee, la palla in profondità arriva a Ferraro dopo una carambola, rimane a terra un giocatore del Lazio e dunque è necessario temporeggiare. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta, siamo già in 83 nella nostra live che vi proponiamo costantemente, almeno per quanto riguarda questa fase a gironi. Siete stati davvero numerosissimi e non potremo che ringraziarvi calorosamente per la vostra costante presenza. Ora Ferraro aggancia al limite dell'area, spalle alla porta, conclusione murata, ancora Capitan Ferraro, scarica all'indietro su Chimpeng Lee, poi Stillitano sempre su Capitan Ferraro che tenta di lanciarsi,
Salutiamo il mitico Terenzio Togliaiari che è stato presente di fatto in tutte le dirette che vi abbiamo proposto. Intanto conclusione vincente di Antonio Lenzi che apre le marcature, in men che non si dica, secondo di gioco, Veneto in vantaggio, girata vincente delle pivot della Cornedo che esulta con tutti i propri compagni, viene strattonato, abbracciato in particolare da Chong. Veneto in vantaggio. Terzo centro nel torneo per Antonio Lenzi, 3 gol in una partita e 2 minuti, una media realizzativa davvero invidiabile. Ebbene così, il Veneto mette già un gol di differenza tra sé e il Lazio. Tanto ci chiedevano delle delucidazioni dalle retrovie, ci scusiamo per il momento di silenzio a cui siamo stati costretti, torniamo ovviamente a commentare. Fallo laterale per il Veneto, Chong, 1 contro 1 possibile con Chimpeng Lee, ora conclusione in precario equilibrio da parte di Sammy Topan, esterno della rete, può avanzare ancora Stillitano, Onorati, lancia in profondità di Chimpeng Lee cercando Stillitano, esce in tutta sicurezza Cimolin e può dunque difendere la propria area di rigore facendo scorrere il pallone. Salutiamo anche Rosanna Lipanni che ha subito commentato complimentandosi con i nostri baby leoni. Ora calcio d'angolo per il Veneto, palla sul secondo palo con conclusione di controbalzo di Bernardi, non riesce a tenerla bassa il giocatore della Fenice Venezia Mestre. Salutiamo anche Federica Dal Pezzo che si è appena connessa in diretta, vi ricordiamo di commentare a più non posso nella live chat perché vi renderemo protagonisti di questa diretta che garantisce il massimo delle interattività come diciamo dal primo giorno di questo TDR. Chong va all'1 contro 1 possibile con Stillitano, duello di posizionamento tra i due, serie di doppi passi, gioco di gambe da parte di Chong che viene poi costretto all'uscita laterale del campo, la rimessa è in realtà dal fondo correggendoci ma cambia davvero poco, colpo di suola da parte di Chimpeng Lee, manovra il Lazio. Ora lo scavetto interessante da parte di Ferraro, trovato Stillitano che incombe nella marcatura di Lenzi, provvidenziali in entrambe le metà campo, in entrambe le aree di rigore, sventa la minaccia. Ferraro, lo scavetto sul secondo palo, il colpo di testa di Lenzi che come detto poc'anzi si dimostra preziosissimo anche in fase di non possesso. Fallo laterale per il Lazio che comunque sta iniziando a carburare con il passare dei minuti, anzi è calcio d'angolo chiaramente, talvolta ci capita di confondere i due tipi di rimesse, non ce ne vogliate. Possesso Lazio, interdizione del Veneto, Bernardi, 1 contro 1 possibile con Stillitano, finta contro finta, serie di doppi passi, double pass con cui il Veneto conquista un nuovo fallo laterale. Salutiamo Roberto che si è appena connesso sottolineando che la Croce Verde di Padova tifa per i Leoni, è presentissima in questo torneo delle regioni, non potremo che esserne orgogliosi. Calcio d'angolo ancora per il Veneto che comunque si mantiene vivace e sempre presente dalle parti dell'area avversaria, qui viene però ostacolato Matteo Bernardi, rimessa laterale per il Lazio. 11:49 al termine del primo tempo, ricordiamo che nella categoria under 15 i tempi si compongono di 15 minuti anziché di 20 come accade in tutte le restanti categorie e più in generale nel mondo del calcio a 5 più usualmente. Ferraro alza la testa, a campo per impostare,
trova lo scavetto in profondità nella zona di Leo, appena subentrato Fabiano Di Leo, ovviamente classe 2009, giocatore militante nel Real Ciampino. Ferraro, ancora il capitano, scarica su Cimpengli, lancia in profondità, doppia deviazione. Salutiamo anche Tommaso D'Alessandro, siamo già in 145 nella nostra diretta, popolatissima in tal senso. Cimpengli, la conclusione deviata, la tiene lì Cimolin con grande istinto e soprattutto grandi riflessi, non si fa sorprendere. Chong, ora palla permanente, lancia in profondità cercando Lenzi che viene strattonato in maniera regolare. Ringraziamo Rosanna Di Panni per i complimenti che ci ha dedicato sotto i commenti. D'altronde l'impegno che ci stiamo mettendo per queste dirette è notevole, non ve lo nascondiamo, e ricevere questi attestati di stima non può che farci piacere. Nel frattempo pasticcia un po' Cimolin col pallone tra le mani e dunque calcio d'angolo. Non l'ha trattenuta Damiano Cimolin, concedendo dunque nostro malgrado un calcio d'angolo a favore del Lazio. 10:28 ancora da giocare in questo primo tempo. Rende il pallone in questo momento alla formazione laziale proprio Cimolin. Movimento nel cuore dell'area del Veneto, palla messa fuori, sputata più distante possibile, in questo caso da Sammy Topan. Lancia in profondità, tenta la spizzata di testa Ferraro, non prova il pallone, colpo di testa allora di Topan. Arriva sul pallone solo per un attimo Chong, due volte in questo caso Manente, innesca ancora Chong, duello davvero veemente sull'out di sinistra e Lazio che porta a casa un prezioso out per come si stava sviluppando l'azione. Orsolini lancia in profondità per Ferraro, deve destreggiarsi nella morsa di tre avversari, alla fine il Veneto ne esce in qualche modo, ma una serie di rimpalli fa finire ancora la palla a disposizione del Lazio. Svirgola la conclusione Fioretti, graziando i leoni. E abbiamo una notizia davvero emozionante, entusiasmante che ci ha appena ricordato Gennaro Marra, ossia che Pepe da Giuliano, il tifoso numero 1 del futsal, sarà presente quest'oggi al Pala Cosenza, un onore che definire immenso è un eufemismo. Non vediamo l'ora di accogliere tra di noi il tifoso numero 1 del calcio a 5 italiano, con tanto di intervista che gli garantiremo a fine partita. Al di là delle battute, rimessa dal fondo per il Lazio, già battuta, pallone per Fioretti, steso in maniera irregolare, primo fallo commesso dal Veneto a 9:36 dall'intervallo. Salutiamo anche Monica Ziggiotto e Giannico Cornale, che fa sentire la presenza del futsal Cornedo. Ricordiamo che ci sono ben 3 giocatori facenti parte della formazione blu amaranto in questa Under 15, nella fattispecie parliamo di Dal Pezzo, Vigolo e ovviamente il marcatore di giornata, ossia Antonio Lenzi, del fruttuoso vivaio del futsal Cornedo, società che non smette mai di crescere. Ora conclusione sul primo palo, mentre un colpo di tosse ci aveva ostacolato il commento. Francesco Dal Pezzo, parlavamo proprio di lui, è andato alla conclusione, ha smanacciato Santarelli. Ora ancora possibilità per Dal Pezzo, ostacolato, pressato in maniera decisiva Di Leo alla fallo laterale. Si propone a sinistra Fioretti, viene servito in questo momento da Orsolini. Devia solo per un attimo il Veneto, che alla fine fa scorrere il pallone con Cimolin, portando a casa un fallo di fondo.
Santarelli, lancia in profondità, si destreggia al meglio delle proprie possibilità, il Lazio che poi conclude dalla lunga distanza con Nicolò Fioretti, attentissimo Cimolin. Chong lascia sul posto l'avversario con un numero da fantascienza, poi conclude ad incrociare. Santarelli allunga la gamba e sventa la minaccia, ma giocata davvero da applausi quella di Alessandro Chong. 3 gol per lui all'esordio, giocatore del Bissuola, capitano di questa formazione. Salutiamo anche Silvano Cavion e Jennifer Schlager. Eccolo Chong, il suo estro è sempre temibile per la retroguardia laziale. Bernardi, 1 contro 1 possibile con De Gaetano, si allarga e alla fine viene murato da Orsolini. 8-0-8 all'intervallo, sempre 1-0 Veneto, decide la rete messa a segno da Lenzi. Bernardi, 1 contro 1 con De Gaetano, si aggiunge un altro uomo in marcatura e qui viene preso in controtempo Chong. Errore di misura del Veneto, mancanza di intesa in questo caso. Cimpengli per la manovra del Lazio che riprende, servito sull'out di sinistra Fioretti, ancora Cimpengli, lancia in profondità, addomesticato e poi allontanato da Bernardi che in 2 tempi compie egregiamente il suo dovere. Fallo laterale per Di Leo che in precedenza avevamo confuso con Fioretti, ci correggiamo e ci scusiamo con tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Cimpengli sbaglia in verticalizzazione, allora Francesco Dal Pezzo guida il contropiede, sbatte proprio sul calciatore dello Sporting Marconi, marcatore della giornata di ieri per il Lazio, unico scorer nel 1-1 che è maturato con la Toscana, punteggio che consente al Veneto di avere 2 risultati su 3 per accedere ai quarti di finale, come ricordavamo in precedenza. Rimessa per il Lazio, alla battuta Onorati, Cimpengli, ancora Onorati, si ritorna all'indietro proprio dal numero 3, lancia in profondità un po' alla cieca di Onorati, rimessa per il Veneto. Come sentite la tosse ancora non ci concede tregua, ma non fa nulla, continuiamo a commentare. Chong, 1 contro 1 con Cimpengli, si destreggia, arriva quasi a contatto con la linea di fondo per poi superarla. Dunque fallo di fondo per il Lazio già battuto, arriva sul pallone Sammy Topan, possesso palla che viene arrestato, cartellino rosso per Sammy Topan, secondo fallo commesso dal Veneto e soprattutto espulsione per il calciatore del Bissuola. Possibile svolta del match, Veneto che è costretto ora ai 2 minuti di inferiorità numerica, è contrariato a dir poco Matteo Bernardi. Possibile svolta del match, come dicevamo, Veneto che ora sarà costretto ai 2 minuti di inferiorità numerica che si interromperebbero solamente in caso di gol del Lazio. E davvero non ci voleva questa espulsione, questo episodio che ovviamente complica i piani della formazione di Alessandro Marini, che comunque ha ancora, per così dire, 2 gol di vantaggio. Ricordiamo che basta anche il pareggio alla formazione oggi in maglia granata, ma ora il Lazio dispone di 2 minuti di superiorità numerica. Ferraro sul punto di battuta, batte ora Ferraro, sul lato destro trova Marcello Stillitano, è abilissimo Cimolin a chiudere le gambe sventando il pericolo, anzi pardon, si trattava di Napolitano. Ancora Ferraro sul secondo palo, cercato e trovato,
Matteo Onorati, il cui destro di mezzo esterno finisce sul fondo, si spegne oltre la linea di delimitazione del campo, per nostra fortuna. Rimessa laterale ancora per il Lazio. Napolitano, Ferraro, preso in controtempo Mattia Napolitano, il Veneto fa scorrere i secondi e non può fare altrimenti. La rimessa però è per il Lazio, c'è stato un ultimo tocco di un calciatore veneto per l'appunto, in questo caso invece non ci sono dubbi, la rimessa è per i Leoni. Salutiamo anche Nico di Video Atletico AC che ci ha salutato in questo momento, ringraziamo anche te caro Nico da Cornedo per il calore, l'affetto che ci dedichi. Ferraro sul secondo palo imbuca il pallone cercando Matteo Onorati, la palla filtra in maniera indolore per il Veneto. Conclusione tentata ora sul fronte opposto da Chong, esterno della rete, il Veneto che fa scorrere i secondi. Ferraro, Stillitano, ancora Ferraro, Onorati attende a sinistra, servito invece Napolitano con miracolo da parte di Cimolin, poi ancora il destro di puro istinto di Stillitano che si spegne sul fondo. 5:43 ancora da giocare in questo primo tempo, time out richiesto dalla panchina veneta. Il futsal a 5 stelle proposto sino a questo momento dalle due squadre, ci stiamo indubbiamente divertendo. Quella Pala Cosenza, il punteggio rimane sull'1-0, ma ci sono state tante occasioni per poter arrotondare lo score. Nel frattempo vi diamo gli aggiornamenti sul prosieguo, sullo sviluppo delle gare degli altri campi. La Campania sta pareggiando per 1-1 sull'Umbria, gara riguardante il girone A, 0-0 tra Marche e Basilicata, 1-0 delle Molise sulla Liguria nel girone C, 1-0 anche per la Sardegna sulla Sicilia nel derby isolano del medesimo raggruppamento, 2-2 tra Emilia Romagna e Piemonte Val d'Aosta e 1-0 per la Calabria padrone di casa sulla Puglia. Ovviamente a fine gara avremo modo anche di fare un recap generale su quanto accadrà nei gironi, sui verdetti definitivi. Viene atterrato Chong, la rimessa è a favore, lo scopriremo tra pochi istanti, del Lazio. Richiede però un attimo di attesa il direttore di gara, c'è da sistemare il conteggio dei falli sul tabellone luminoso. Si può riprendere a giocare. Cimolin ha messo a disposizione la sfera restituendola di fatto al Lazio e ora può andare alla battuta del fallo di fondo. Veneto ancora in inferiorità numerica, lo ricordiamo. Chong rischia un po' allungando la gamba, potenziale gioco pericoloso che non viene per nostra fortuna segnalato. Alla fine il Veneto se la cava distanziando il pallone. C'è ancora da soffrire una manciata di secondi, qui sbaglia il controllo Stillitano, per nostra fortuna il Lazio si dimostra a sua volta impreciso col pallone tra i piedi. Qui Chong va a dare fastidio a Ferraro, viene strattonato, alla fine commesso fallo dal capitano laziale, la prima infrazione del match per la rappresentativa in maglia bianca. 186 spettatori in diretta, un numero che definire cospicuo è dire poco, auspicando di poter arrivare ai 200 il prima possibile. Non finiremo mai di ringraziarvi in tal senso. Calcio di punizione ora per il Veneto, andrà a battere Bernardi, però non calibra al meglio la propria bordata, vedendo direttamente sul fondo. Ferraro, possesso palla per il Lazio che dispone degli ultimi
istanti di superiorità numerica, il Veneto deve difendersi con unghie e denti. Ancora Ferraro, possibilità sull'out in sinistra per Matteo Onorati che però non tiene in vita il pallone. Salutiamo anche Marco Trevisan, mister del Real Tiene, che fa sentire il proprio supporto virtuale ai ragazzi. Cimolina la battuta del fallo di fondo, chiaramente si strattonano Ferraro e Bettiolo, appena subentrato il calciatore del Bissuola, anch'egli marcatore nella gara d'esordio. Ferraro passa alle spalle Cimpengli, si destreggia e porta la palla con la suola Luca Ferraro, pallone poi imprendibile per quanto riguarda Matteo Onorati, vice capitano della formazione laziale. 4:34 al termine del primo tempo. Chong 1 contro 1 con Cimpengli, nel frattempo ripristinata chiaramente la parità numerica. Fallo laterale per il Lazio. Orsolini, è entrato in campo De Gaetano, Stillitano alza la testa, può impostare, trova proprio De Gaetano sul lungolinea, disteso Stillitano, ferma tutto il direttore di gara perché c'è un out a favore del Veneto. Dunque respiriamo ancora una volta, per nostra fortuna, lancio in profondità per Bettiolo, non addomesticabile. Out per il Lazio a ridosso dell'estremità del campo. Nel frattempo rientra in campo, anzi fa il suo esordio giornaliero, Andrea Galli, giocatore del Forte Colleferro. Orsolini, Galli, Federica Del Pezzo ci scrive che dire del tifo Veneto sembra un intero stadio. Possiamo confermare le tue impressioni, cara Federica. Abbiamo davvero una folta rappresentanza di tifosi che abbiamo sottolineato anche in precedenza, giunti davvero in massa con tamburi, con vari strumenti per farsi sentire. Di fatto il sesto uomo in campo per i nostri ragazzi. Bernardi, 1 contro 1 possibile con Galli, viene steso ed è calcio di punizione con annesso cartellino giallo per lo stesso Andrea Galli, che impiega pochi istanti per finire sul taccuino dei cattivi, sulla lista dei cattivi, o meglio per correggerci. Calcio di punizione che andrà a battere presumibilmente Rocco Manente, autore di 2 centri nella gara dell'altro ieri contro la Toscana, terminata per 15-0. Molto più equilibrato invece questo match, almeno sino a questo momento, con l'unica macchia riguardante l'espulsione di Sammy Topan. Si attende ancora un attimo per la battuta della punizione. Si allontanano ora gli uomini che comporranno la barriera. Calcio di punizione, non abbiamo ben chiaro chi andrà a batterla. Purtroppo la visuale ci è ostruita dalle balaustre del Palacosenzia. Si stacca in questo momento De Gaetano, andando ad appostarsi a difesa del palo. Batte ora la punizione il Veneto, alla fine è stato Manente a rimettere in gioco la sfera, schema non riuscito dal team guidato da Marini e dunque possesso Lazio. De Gaetano rimpalla sul busto di Bernardi, sullo stinco del numero 11, è ancora out per il Lazio che andrà a battere Di Leo. All'impostazione Orsolini, Galli appena ammonito, avanza a piccoli passi, ancora Di Leo, lancia in profondità, ha letto tutto con 3 ore d'anticipo Rocco Manente, fa suo il pallone, quantomeno ai fini di distanziarlo. Ora recupera per un attimo Tommaso D'Alessandro, triplettista
dell'altro ieri, giocatore del Petrarca Calcio a 5. Ora conclusione, Cimolin non trattiene e pareggia il Lazio con la rete di Federico Orsolini, che da casa sua è riuscito a pescare il jolly. Cimolin purtroppo non ha trattenuto il pallone nel tentativo di bloccarlo. La conclusione ingannevole e soprattutto mortifera del numero 4 di proprietà del Ciolia Riccia. Ristabilita la parità dopo aver fatto scorrere i 2 minuti di inferiorità numerica egregiamente, il Veneto si vede riagguantato. Lancio in profondità cercando Giulio Bettiolo, c'è comunque un gol di vantaggio per così dire, insomma sono 2 punti a separare Veneto e Lazio con questa situazione di punteggio. Palla al centro, rimpallata ancora in fallo laterale, che andrà a battere il Veneto con Leonardo Vigolo, appena entrato in campo, altro giocatore del Cornedo. Vigolo all'indietro, tiro cross al centro, Bettiolo non la trova e dunque Santarelli può fare il suo agevolmente, lancio in profondità, colpo di testa ad allontanare la sfera. Di Leo, 1 contro 2, Napolitano deve destreggiarsi, deve divincolarsi sul pressing di 2 avversari, compito tutt'altro che agevole. Time out richiesto dalla panchina laziale per sistemare quanto non sta funzionando o quantomeno dare delle indicazioni ai propri ragazzi. Salutiamo Nicoletta Marra e ovviamente anche Elisabetta Bergantin. Nicoletta Marra ci augura buon lavoro e ci sentiamo di ringraziare la nostra cara tifosa per i cari auguri per questa lunga ed intensa giornata. Andiamo a leggere i risultati che maturano dagli altri campi. È sempre 1-1 tra Campania e Umbria, 0-0 tra Marche e Basilicata. Il Molise l'ha sbloccata sulla Liguria, conduce per 1-0. La Sardegna è avanti per 2-1 nel derby isolano con la Sicilia. 2-2 tra Emilia e Piemonte Val d'Aosta e sempre 1-0 per la Calabria padrona di casa sulla Puglia. C'è stata qualche variazione di punteggio, non possiamo delineare ancora una possibile deadline, una possibile quadratura definitiva dei gironi. Ovviamente non abbiamo ancora il tempo per farlo e non abbiamo informazioni a sufficienza. Non appena sarà possibile comunque potremo anche parlare dei verdetti. Il Lazio non tiene in vita la sfera, sempre 1-1. A Lenzi ha risposto ovviamente Orsolini. Fallo laterale in favore di Ferrari, in favore del Lazio, 2 minuti ancora da giocare. Di Leo all'impostazione, Ferraro alza la testa, si guarda intorno, scavetto nella zona di Onorati che non può tenere in vita questa sfera. Matteo Onorati, calciatore del Lazio Calcio a 5, anch'egli classe 2009, vice capitano della rappresentativa laziale, lancia in profondità, il colpo di testa da parte di Bettiolo, in controllo Santarelli, non si fida comunque della presa e solleva il pallone oltre la traversa. Movimento proposto al limite dell'area, viene strattonato Chong e c'è, credo, calcio di punizione. Ora lo scopriamo subito. Sì, calcio di punizione, quinto fallo commesso dal Lazio peraltro. Comunque dovrà stare attenta la formazione di Davide Fazio, che ci ha accolto gentilmente per la consegna della distinta, e a tal proposito ringraziamo calorosamente e profondamente anche il tecnico laziale per la gentile collaborazione. Se mai dovesse riguardarsi questa diretta, ce lo auguriamo.
Calcio di punizione per il Veneto con Rocco Manente sul punto di battuta. Va ora in porta Manente sul busto di Ferraro, che esulta come se avesse segnato per aver rimpallato la sfera. Ricercato Bettiolo, innescato il contropiede del Lazio, arriva quasi sul fondo Fabiano Di Leo, conquista calcio d'angolo, movimento al limite dell'area, 1 minuto e 30 al termine del primo tempo. Ferraro ostacolato, alla fine credo ci sia fallo laterale in favore dei Leoni. Le 10 esatte scoccate in questo momento, di questo sabato mattina ricco di emozioni. Alla fine è calcio di punizione, c'è un po' di confusione in campo, sono delle lamentele da ambo le parti, soprattutto dalla panchina del Lazio, nella zona occupata dal cronometrista. È tiro libero, infatti pensando alla commissione del fallo ci domandavamo se non si trattasse di sesto fallo, infatti è così. Eravamo un po' perplessi in tal senso. Tiro dai 10 metri che andrà a battere Matteo Bernardi, occasione per il Veneto per ripassare in vantaggio. Bernardi contro Santarelli. Parte ora il numero 11 della Fenice Venezia Mestre, Santarelli mantiene la posizione e blinda la sua porta. D'altronde i tiri liberi, si sa, sono davvero complicati da realizzare, molto più di quanto si possa immaginare. Ammonito un componente dello staff del Lazio. Calcio d'angolo ora per i Leoni, movimento al limite dell'area, soprattutto si creano le coppie al limite, nulla da fare, mischia davvero interminabile, davvero irrisolvibile. Bisogna ripetere la battuta del corner, vigola la battuta. Si rinnovano le coppie, i duelli, conclusione da parte di Manente direttamente addosso di Luca Ferraro, che si sta tramutando in The Wall davvero. Ed eccole le 202 visualizzazioni che reclamavamo in precedenza, che richiedevamo poc'anzi. Ora avanzato da parte di Bernardi, che arriva quasi sul fondo venendo ostacolato. Sono passati diversi minuti di gioco, ma siamo ancora a 1:07 dal termine del primo tempo. Ci sono state davvero numerose interruzioni negli ultimi minuti di gara. Onorati, scavetto in profondità, Ferraro addomestica elegantemente 2 controlli di petto e poi palla a terra, gestita con la suola, si lancia nello spazio Onorati, che però non può controllare. Fallo di fondo per il Veneto. Cimolina la battuta, lancia in profondità, colpo di testa da parte di Lenzi, che indirizza bene questa sfera, non infondendole però la giusta dose di potenza. Ferraro sulle 3/4 di campo viene ostacolato, circondato da 3 maglie amaranto, che alla fine non la meglio, viene steso in questo caso Antonio Lenzi in maniera ovviamente regolare. Cimolin fa sua la sfera. Restano 8 secondi da giocare. Chong prova da casa sua Santarelli in 2 tempi con la pressione di Bettiolo, e finisce in questo momento la prima frazione di gioco 0-0, chiaramente 1-1 tra Veneto e Lazio. Piccolo lapsus, immediata correzione da parte nostra. Antonio Lenzi per il Veneto, Federico Orsolini per il Lazio. Il Veneto in questo momento mantiene i 2 punti di vantaggio malgrado la rete incassata. Espulso Topan a metà del primo tempo. Ci sono state indubbiamente delle difficoltà per i ragazzi di Marini, che hanno comunque saputo
ovviare a tutto ciò al meglio e ci sono ancora 15 minuti per lottarsela a viso aperto. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
E siamo nuovamente collegati in diretta qui dalla Palla Cosenza per assistere tutti insieme al secondo tempo di questo match tra Veneto e Lazio, che sino a questo momento è bloccato sull'1-1 in un primo tempo, un punteggio maturato in un primo tempo davvero ricco di episodi, di colpi di scena. È passato in vantaggio il Veneto con Antonio Lenzi dopo pochi istanti con un gran gol, insomma l'abbiamo commentato in precedenza. Poi c'è stata l'espulsione di Sammy Topan a metà all'incirca della prima frazione di gioco, un'espulsione che comunque non ha causato problemi alla rappresentativa di Alessandro Marini, che è riuscita a sopperire appunto all'inferiorità numerica, salvo poi capitolare sotto il colpo di Federico Orsolini e l'imprecisione di Damiano Cimolin, che comunque ha fatto davvero un figurone in questo primo tempo con vari interventi, salva risultato al di là del gol subito. Primo calcio al pallone che verrà dato dal Lazio con il capitano Luca Ferraro. È tutto davvero pronto per il calcio di inizio di questo secondo tempo. Folta rappresentanza anche di tifosi del Lazio presente alla nostra sinistra, nella tribuna opposta ovviamente rispetto a quella occupata dai tifosi del Veneto. Ferraro sul punto di battuta di questo calcio di inizio. Bisogna però pazientare, dunque le squadre ne approfittano per scaldarsi con un torello, in particolare il Lazio. C'è ancora qualcosa da sistemare, credo, con lo staff medico con il quale sta ora dialogando il direttore di gara. Anzi no, è necessario l'intervento dello spazzolone, ci correggiamo. Serve dunque un attimo di attesa. Nel frattempo ne approfittiamo per ricordarvi la situazione di classifica che vede il Veneto in testa al gruppo B, un triangolare comprendente Lazio e Toscana, 4 punti per i Leoni, 2 per gli avversari odierni che verrebbero dunque eliminati. Già estromessa invece dalla manifestazione la Toscana con un solo punto totalizzato. Allo stato attuale delle cose sarebbero sicuramente qualificate Marche, Veneto, Molise, Piemonte, Val d'Aosta, Calabria, e poi bisognerà fare i conti con l'arrivo al secondo posto delle varie formazioni. Bisognerà ovviamente fare i conti per stabilire chi si aggiudicherà le posizioni delle migliori seconde e dunque chi si qualificherà ovviamente ai quarti di finale insieme alle vincitrici dei vari gironi. Ancora non si ricomincia, c'è qualcosa da sistemare sul parquet di gioco, bisogna ancora pazientare. Nel frattempo il Lazio si scalda col pallone tra i piedi, in particolare capitano Luca Ferraro. Leggiamo gli starting five di questo secondo tempo. Santarelli ovviamente a difesa dei pali, Onorati in posizione di centrale, Cimpengli e ovviamente Stillitano sulle laterali, capitan Luca Ferraro in posizione di pivot come aveva fatto anche ad inizio primo tempo. Il Veneto conferma Cimolina a difesa della porta. C'è successivamente Antonio Lenzi in posizione di pivot dal pezzo e Chong sulle laterali, e ovviamente Rocco Manente facendo anche una rima nel ruolo di centrale. Ora prova a sgusciare Stillitano, viene ostacolato in maniera decisiva. Possesso palla dunque per il Veneto. Chong 1 contro 1 con Cimpengli, cambia campo e trova Manente. Ancora Chong, avanza il capitano, tunnel, giocata ad alta classe, poi viene ostacolato successivamente dal ritorno, dal raddoppio di marcatura del compagno del Lazio. Di fatto in un sandwich è andato ad infilarsi Capitan Chong, che era stato comunque autore di una gran cosa. Ora doppio rimpallo e sfera ancora a disposizione del Lazio, solo provvisoriamente. Disteso Chong in maniera piuttosto vistosa, si lamenta per la mancata concessione della punizione. Resta qualche dubbio, permane qualche perplessità con il laterale che andrà ribattuto quando è appena cominciato il primo minuto di gioco. Anzi, è stato fischiato un controfallo e dunque è rimessa per il Veneto.
movimento al limite dell'area, servito adesso all'indietro Manente che con il corpo un po' sbilanciato ha provato comunque la battuta, non trova il bersaglio grosso, non fa centro. Santarelli alla battuta, lancio in profondità cercando Ferraro, la deviazione al volo del capitano, un po' alla Zlatan Ibrahimovic se vogliamo, con un colpo quasi da arti marziali era riuscito a girare questo pallone e la palla ha sibilato a lato del palo, ha fischiato davvero vicinissima alla montante della porta di Cimolin. Manente, Chong, 1 contro 1 con Chimpengli, traffico per vie centrali, risolve tutto dal pezzo, palla ancora nel cuore dell'area di rigore, ripartenza possibile per il Lazio con Ferraro che si allunga la sfera, ritorna su di lui con gran veemenza Antonio Lenzi. Ci scusiamo chiaramente per gli sporadici colpi di tosse, ma ormai la situazione che mi riguarda la conoscete un po' tutti, non la ripeto, e vi ringrazio anzi per la gentile comprensione che mi avete dedicato in questi 3 giorni di futsal. Al di là di questo c'è fallo laterale per il Lazio, Chimpengli direttamente in porta, mura Antonio Lenzi per l'estasi del pubblico di fede veneta. Chimpengli lambisce la traversa, un colpo davvero pericolosissimo dal limite dell'area del calciatore dello Sporting Marconi, vicino al secondo centro del suo torneo, vicino soprattutto al ribaltone. Ora Cimolin smanaccia la sfera, alla fine la gestisce Onorati, la palla schizza un paio di volte, tutto fermo, c'è un giocatore a terra. Salutiamo anche Family Flavio Faccin che ha appena commentato in diretta. Viene ora aiutato a rialzarsi Marcello Stillitano. Rimessa laterale per il Veneto, dal pezzo sul pallone, Manente si allarga, pronti dei cambi sulla panchina di Davide Fazio, lancio in profondità, colpo di testa da parte di Chimpengli, poi dal pezzo, tentativo di sombrero, non andato a buon fine, riuscito solo parzialmente. Possesso per Onorati, che poi va in profondità, Ferraro tenta di replicare un po' la giocata ammirata in precedenza, questa volta per stoppare il pallone. Chong è preziosissimo nel recupero della posizione, entra in campo nel frattempo Fioretti nelle fila del Lazio, lancio in profondità, addomesticato in questo caso da Lenzi, poi però vede sfumare la sua iniziativa. Onorati in profondità di Leo, trova la deviazione, la sporcatura del diretto avversario. Siamo 174 connessi in diretta. Ferraro, colpo di suola per Di Leo che colpisce in pieno il palo. Cimolin era pietrificato ed è stato graziato dal montante da lui difeso. Occasionissima per il Lazio che però ora preme fortemente il piede sull'acceleratore. Ricordiamo che con un gol la formazione di Fazio sarebbe qualificata, ovviamente a patto di difenderlo poi sino alla fine del match. Calcio di punizione comandato dal direttore di gara, primo fallo del secondo tempo. Salutiamo Graziella che ha commentato ricordando che tutto il Veneto è insieme a questi ragazzi, sostiene questi team davvero splendidi, lo ricordiamo anche durante tutto il viaggio, insomma. Intanto conclusione di Di Leo sull'esterno della rete, ricordiamo per l'appunto che anche durante tutto il viaggio questi team si sono davvero riuniti, raggruppati in cori, canti, in
in una sorta di festa ancora prima di giocare per creare la giusta coesione, la giusta chimica tra i vari componenti. Abbiamo parlato nell'intervista rilasciata ieri da Mister Carlos, l'allenatore delle femmine, della rappresentativa femminile chiaramente. Abbiamo parlato appunto della chimica che è andata a crearsi anche nel viaggio da Marghera a Cosenza tra le proprie calciatrici, ma non da meno anche i ragazzi che hanno avuto modo davvero di creare gran compattezza, che d'altronde è necessaria in una competizione come questa, con dei ragazzi che si conoscono chiaramente ma che fanno parte di formazioni diverse. Nel frattempo il Lazio preme ancora, il fallo laterale a beneficio della compagine del centro Italia. Ora Ferraro, palla al centro e non so come Fioretti non sia riuscito a mettere il pallone in rete. Ferraro direttamente sull'esterno della rete con un poderoso colpo di mancino. Chong 1 contro 1 con Fioretti, si allarga Chong, trova il cross in mezzo, Tommaso D'Alessandro, ancora lui, come l'altro ieri, sfonda la resistenza avversaria ed esulta insieme a tutti i suoi compagni. Quarto centro in questo torneo per il giocatore del Petrarca, che viaggia con la media perfetta di 2 gol a partita e soprattutto riporta in vantaggio la formazione guidata da Marini, con un colpo da autentico rapace dell'area di rigore, furbescamente appostato al posto giusto. Tommaso D'Alessandro fa 2-1, un gol di importanza capitale. Fallo e calcio di punizione comandato dal direttore di gara. Primo fallo commesso, anzi secondo chiaramente commesso dal Veneto. Monica Zigiotto libera tutta la propria estasi, la propria gioia nei commenti per il gol del nuovo vantaggio che fa gioire un po' tutti noi. Ora calcia in porta dalla lunga distanza Orsolini, mani nei capelli per lui, vicinissimo al gol del 2-2, con una conclusione che ha davvero lambito il palo. Calcio d'angolo per il Lazio. Tutto il Veneto alla difesa della propria area. Ripartenza possibile per i Leoni. Chong ostacolato e credo sia rimessa dal fondo per il Lazio. Così è. Santarelli, Di Leo 1 contro 1 con il numero 6 del Veneto, sia dal pezzo. 10:39 ancora da giocare, sempre 2-1. Veneto che si è riportato in vantaggio con Tommaso D'Alessandro, che ad onor del vero ha giocato davvero poco in questo match, ma gli basta un lieve minutaggio a quanto sembra per risultare decisivo, da autentico campione se vogliamo. Palla all'indietro, il colpo da biliardo deviato da parte di Orsolini, ancora calcio d'angolo, resistenza strenue del Veneto, che deve ancora difendersi da questo corner. Si rinnova il copione, deviazione di D'Alessandro oltre la linea di fondo. Palla all'indietro ancora per Orsolini, che non si fida, torna indietro da Santarelli, lancio in profondità, colpo di testa da parte di Chong, la palla schizza un paio di volte Orsolini, poi dal pezzo Chong ha tentato il colpo di tacco, 2 contro 0 e viene graziato il Veneto. Orsolini poteva fare di tutto in questa occasione, poteva avanzare, poteva servire il compagno, però si trattasse di De Gaetano nelle vicinanze e invece svirgola la conclusione. Per nostra fortuna ci salviamo. 10:06 ancora da giocare, a terra De Gaetano dolorante, si tocca le ginocchia credo il giocatore facente parte dello Sporting Marconi,
che esce zoppicante, accompagnato da un compagno, rientra in campo Capitan Ferraro. Una partita davvero al cardiopalma, davvero avvincente qui alla Pala Cosenzia. La palla viene restituita al Veneto sportivamente. Da Alessandro poi lancia in profondità e possibilità ghiottissima per Alessandro Chong, miracolo di Santarelli, mani nei capelli per tutti noi. Rimane dolorante a terra un altro giocatore del Lazio, si tratta credo di Fioretti, come ci conferma il collega che sta commentando nella pagina dell'LND, lo ringraziamo per la delucidazione. Credo sia comunque in grado di proseguire la partita, anzi no, è costretto al cambio con Cimpengli e dunque rotazioni ulteriori sulla panchina di Davide Fazio. Lancia in profondità, addomestica Cimolin senza alcun problema. Qui rischia da Alessandro, rischia la vita sportivamente parlando, ma poi viene rimontato il calciatore del Lazio, per nostra fortuna. 9:40 ancora da giocare, si rischia e si soffre soprattutto. Orsolini, Ferraro, Cimpengli non fa filtrare, rimessa laterale a beneficio del Veneto. Ancora Cimpengli a far muro, Ferraro, poi Bettiolo a dar fastidio, situazione assai intricata dalla quale il Veneto ne esce vincitore. Rimessa laterale per D'Alessandro, Bernardi, Chong, altro numero ai danni di Cimpengling, l'ha fatto ammattire sino a questo momento con il tunnel in precedenza e adesso il double pass con cui appunto l'ha mandato a vuoto, seppur ovviamente l'azione non sia andata a buon fine. Da Alessandro con la punta e Santarelli la tiene lì, lancio in profondità, scaraventato a terra Ferraro, possibilità di contropiede con Bernardi e ora contro break del Lazio, ancora a terra Ferraro. Il Lazio deve fare i conti davvero con una serie di infortuni infinita. Nel terzo problema, guaio fisico nelle fila della formazione di Fazio nel giro di pochi secondi, nel giro di pochi minuti, pardon, ma Ferraro sembra voler lottarsela nonostante tutto. Entra in campo Napolitano, Mattia Napolitano, calciatore della Roma Calcio a 5. Rimessa dal fondo per il Veneto, Cimolin sul pallone, lancia in profondità, Lenzi non riesce nell'aggancio, 204 spettatori in diretta, lancia in profondità, colpo di testa di Ferraro e Cimolin si riscatta. È stato autore, come dicevamo, di numerosi interventi, al di là del gol subito. Damiano Cimolin, portiere classe 2009 della Virtus Castelfranco, che ricordiamo non ha potuto giocare per intero la prima gara del girone causa guaio fisico, è uscito di fatto dopo pochi minuti nella gara d'esordio con la Toscana, lasciando il posto al compagno Pietro Fiorone. Possesso palla ancora per il Veneto, Bernardi può calciare da casa sua o quantomeno dalla tre quarti di campo, un razzo esploso dal numero 11 e fa la barba al palo. Santarelli lancia in profondità, Ferraro prova a mettere il fisico in questa occasione, ora prova l'affondo Bettiolo venendo chiuso. Cimpengli viene chiuso da Chong, gli sottrae il possesso da sotto i piedi, di fatto un mismatch tra i due, stravinto da Alessandro Chong, specie in questa ripresa, senza nulla togliere ovviamente all'ottimo Cimpengli che si è disimpegnato al meglio
delle sue possibilità anche in questo match dopo aver segnato nella giornata di ieri. Qui il colpo di tacco di Bernardi è comunque efficace, alza la testa il numero 10, chiaramente si trattava di Chong, non di Bernardi. Possibile 3 contro 1, disteso vistosamente Bernardi, non c'è fallo per il disappunto della panchina veneta. Possesso ora per il Lazio, Cimpengli, Onorati, ancora il numero 3, poi Onorati, spalle alla porta, lascia con la suola a Napolitano, la quale rasoiata spegne sul fondo. 207 spettatori in diretta, 7:15 al termine. Chong, sterzata contro sterzata, lascia l'incarico al compagno che poi prova a dettargli il triangolo, si trattava di Bernardi. Rimessa laterale comunque per il Lazio, l'azione del Veneto, anzi no, chiaramente è per i Leoni. Non avevamo visto con esattezza quanto stava maturando, la palla al centro per Lenzi, il campo è finito, nulla da fare. Santarelli, Stillitano, avanza a grandi passi, su di lui Bettiolo, scarico all'indietro per Onorati, Ferraro non riesce a far filtrare, non riesce soprattutto a vincere il duello, poi spazza di gran carriera, di giustezza Bettiolo, più distante possibile, mette la palla in out. Stillitano nella zona di Ferraro, 1 contro 1 con Bernardi, lo salta, lo lascia sul posto, lo fa anche con Manente solo per un attimo. La palla viene recuperata dal Veneto, c'è fallo commesso ai danni di Cimpengli, credo. Vediamo se c'è anche un provvedimento disciplinare, non credo. C'è comunque terzo fallo commesso dal Veneto. Sul pallone Luca Ferraro. Conta i passi il direttore di gara. 2 uomini in barriera per Cimolin. Anzi no, ovviamente ne mette soltanto uno, posizionando il secondo dei 2 a protezione del palo. Alla battuta Ferraro, la palla schizza, rimane pericolosamente a ridosso del limite dell'area. Rimessa laterale per il Lazio. Ferraro reclama il pallone a sinistra, Stillitano non viene accontentato, si passa da Onorati. Ora disimpegno del Veneto, ma riuscito, possibile 3 contro 2 e conclusione di Onorati sul fondo. Ci salviamo ancora una volta e manteniamo il doppio vantaggio, per così dire, doppio vantaggio riferito ovviamente al fatto che possiamo accontentarci anche di un pareggio per avere la meglio del Lazio, considerato il pareggio tra Toscana e Lazio nella giornata di ieri. Onorati, Stillitano, duello tra numeri 11 con Bernardi, ne esce vincitore il giocatore del Veneto. Si lotta davvero su ogni pallone, grande intensità, grande qualità in campo, indubbiamente una partita di alto livello tra tanti giocatori che faranno strada in questo sport, ce lo auguriamo davvero calorosamente. Durante le time out, come di consueto, vi forniamo gli altri risultati. 4-2 della campagna sull'Umbria, 0-0 tra Marche e Basilicata, risultato quest'ultimo davvero inscalfibile. 4-0 del Molise sulla Liguria, 3-3 tra Sicilia e Sardegna nel derby isolano, 4-2 tra Emilia Romagna e Piemonte Val d'Aosta e 6-4, punteggio davvero eclatante tra Calabria e Puglia. Time out con cui le 2 squadre ovviamente puntano a rifiatare. Veneto che in questo momento salirebbe a 6 punti in classifica, compierebbe l'unplan in questo raggruppamento, lasciando Lazio e Toscana a quota 1.
Gli altri raggruppamenti verrebbero vinti precisamente da Marche, Molise, Emilia Romagna e Calabria. Nel frattempo Lenzi, spalle alla porta, cede l'incarico a Dal Pezzo, la cui conclusione, o meglio tiro cross, è deviato in calcio d'angolo. Possesso palla per il Veneto, ancora corner, altro giro dalla lunetta. 233 spettatori in diretta, vi ricordiamo di commentare a più non posso per essere resi protagonisti di questa live. Viene atterrato Stillitano con le mani sulla nuca, cartellino giallo per un giocatore del Veneto, autore del fallo, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione per il Lazio. Grazie. Ammonito Lenzi, chiedevamo ovviamente un'altra delucidazione al nostro collega, al nostro caro collega dell'LND Christian, che ringraziamo ancora una volta. Non avevamo visto con esattezza chi avesse ammonito l'arbitro. Possesso palla per il Lazio, arriva sul fondo ma viene espropriato della sfera. Possesso Veneto, colpo di testa spizzata da parte di Onorati in calcio d'angolo. 4:33, restano sempre meno minuti da giocare. 4 falli per il Veneto, che va vicinissimo al gol del 3-1. Dal Pezzo aveva lasciato tutti sul posto con questo bolide, ma non inquadra il bersaglio grosso, nostro malgrado. Onorati, 1 contro 2, palla all'indietro di Leo, possesso palla con Ferraro per la rappresentativa laziale. Cimpengli disimpegna il Veneto, scivola purtroppo Rocco Manente. Allora possibilità con Manente che rimedia a quanto visto in precedenza, possibilità di 2 contro 0, calcia in porta Manente anziché servire Song nelle vicinanze, e dunque Santarelli può salvarsi. Una partita al cardiopalma, almeno noi qui in cabina di commento e di regia ci stiamo divertendo davvero tantissimo, divertimento allo stato puro per noi. Stiamo vivendo da addetti ai lavori questo match. Cimolina la battuta, Cimpengli, palla per le vie centrali, respinta dal Lazio, chiaramente no, dal Veneto, correggendoci. Ferraro, Cimpengli, Di Leo, tiene palla, lo gestisce con la suola. Portiere di movimento per il Lazio, che ovviamente, come dicevamo in precedenza, deve segnare 2 gol. Il pareggio o la sconfitta non cambierebbero in nessun modo le sorti di questa squadra, che sarebbe in ogni caso eliminata. Di Leo, ancora Ferraro, sempre il numero 7, possesso palla lento e ragionato, palla al centro, Cimolin può andare in porta, traversa dopo il rimbalzo del pallone. Non ci credo amici a casa, il Veneto vicinissimo al gol. Abbiamo urlato forse un po' troppo, lo ammetto. Al di là di tutto, il Veneto vicinissimo, appunto dicevamo, al gol della sicurezza. Altra possibilità con Manente, che segna il terzo gol del suo torneo e segna soprattutto il terzo gol del Veneto Under 15, che forse, lo possiamo dire, ipoteca il passaggio ai quarti di finale per l'estasi irrefrenabile della tifo alla nostra destra. A porta vuota fa 3-1 il giocatore del Bissuola, 3 gol in 2 partite e 3-1 per il Veneto. Se il 3 è il numero perfetto, allora è proprio destino che questa squadra debba approdare al prossimo turno, debba trionfare in questo girone. Ma occhio ancora al Lazio, Cimolin in uscita, nega il gol all'avversario, viene ammonito nel frattempo De Gaetano. Riprendiamo un po' di calma, stiamo
un po' perdendo le staffe, ma è una partita davvero non adatta ai deboli di cuore, amici. Calcio di punizione per il Veneto, restano comunque 127 secondi da giocare, 2 minuti e 7. Ora batte remanente, che ha appena segnato la terza rete. 235 spettatori in diretta, recupera il Lazio, occhio all'iniziativa di Stillitano, vanificata da un doppio rimpallo. Rimessa laterale, ancora portiere di movimento, Cimpengli a fungere da quinto uomo di movimento, controfallo e dunque rimessa a favore della Veneto. Attendiamo solo il momento più opportuno per la ripresa del gioco. Cimolin ha appena colpito la traversa sfiorando il gol del 3-1, ci ha poi pensato Rocco Manente, ancora quinto di movimento. Ferraro, Stillitano, possesso palla del Lazio, Cimpengli, la sterzata, contrasto, tackle ruvido ma regolare e palla a lato di poco sulla conclusione, non ho visto bene di chi, forse di Bettiolo. Nel frattempo c'è un cartellino rosso per un componente della panchina del Lazio, non per mister Fazio ma cambia comunque poco, c'è a terra dolorante Cimpengli che si tocca credo il polpaccio, forse crampi per lui, non abbiamo ben chiaro cosa gli sia successo, speriamo ovviamente non sia nulla di grave. Si è rialzato immediatamente il numero 3, rimessa dal fondo per Santarelli. Santarelli può ora andare alla battuta. Calcio di punizione dal limite dell'area, quarto fallo commesso dal Veneto. Tanto mentre tossivamo, conclusione a lato di poco, Santarelli si salva, succede davvero di tutto in campo, anche il suo contrario se vogliamo. Ora si gira in area De Gaetano, ancora Cimolin a metterci una pezza, lancia in profondità, Chong non può far sua la sfera e dunque Santarelli rimette in gioco per Stillitano. Il tackle falloso, quinto fallo commesso dal Veneto che ora deve usare tutta la cautela del mondo. 1-11 ancora da giocare, lo ricordiamo, anzi è sesto fallo. Tanto punizione battuta rapidamente, Cimolin, eroico Cimolin, salva la porta della Veneto. Ma in questo caso il direttore di gara deve aver preso un abbaglio, comunque credo ci sia un errore sulle tabellone luminoso, non è ben chiaro. Una battaglia ricca anche di confusione oltre che di emozioni. Il tabellone luminoso, per chi non lo vedesse e ovviamente non è inquadrato, indica chiaramente il sesto fallo del Veneto. Proteste vibranti della panchina del Lazio, una corrida qui alla Pala Cosenzia, le proteste vibranti, della panchina del Lazio, che però ovviamente ha battuto rapidamente la punizione, preferendo una sorta di norma del vantaggio o comunque una ripresa rapida del gioco anziché pazientare per battere il tiro libero. Ora Bettiolo 1 contro 2, si libera, viene steso in maniera regolare, ancora 46 secondi. È successo davvero di tutto, ragazzi, è successo davvero di tutto. La sterzata di Bettiolo. Orsolini, settimo fallo, in questo caso il tiro libero si batterà senza alcun dubbio. Settimo fallo del Veneto e
tentativo, possibilità dai 10 metri per il Lazio. È una partita che non finisce mai, la corrida del Pala Cosenza. Sul pallone si porta Luca Ferraro, il capitano del Lazio. Va ora alla battuta contro Cimolin con il suo mancino, centra l'angolino e regala forse ancora un briciolo di speranza alla sua squadra. Luca Ferraro fa 3-2 a 34 secondi dal termine. Ancora il supporto del tifo del Veneto, che ovviamente conserva 2 gol di vantaggio, per così dire. Ancora Ferraro stesa, altro tiro libero, ottavo fallo commesso dal Veneto, che rischia di complicarsi tutto in questi ultimi 30 secondi. Sembra ribaltarsi davvero ogni tipo di sorte in questo match. In campo un componente della panchina del Lazio, perdon. Ci alziamo in piedi per capire con maggior esattezza cosa stia accadendo. Ancora proteste nella zona occupata dal cronometrista, dal secondo arbitro. Ciò che è certo è che c'è tiro libero per la rappresentativa laziale. Credo cambia anche il battitore del tiro libero. Sul punto di battuta sembra andare Orsolini. Parte ora il numero 4 contro Cimolin, che segna infilando il pallone sotto l'incrocio dei pali, togliendo le ragnatele da quel punto della porta. 3-3 ed è tutto riaperto clamorosamente. È una partita che non finisce mai, forse la più emozionante di questo torneo delle regioni, almeno tra quelle vissute dalla nostra troupe. Lancia in profondità Santarelli, lancia in avanti, prega che avvenga l'impossibile. Ultimo possesso per il Lazio, ultimo tentativo, o quantomeno uno degli ultimi. Restano 17 secondi. Ferraro recupera per un attimo Chong, si lotta davvero su ogni pallone, non potrebbe essere altrimenti. Ferraro steso, non ci credo, nono fallo del Veneto, altro tiro libero. In caso di realizzazione il Lazio compierebbe il sorpasso in classifica a 8 secondi dalla fine. Non ci credo ragazzi, non ci credo, ancora dolorante Ferraro, sta succedendo di tutto. Io e il mio amico commentatore siamo in piedi gonfi di estasi, siamo entrambi molto passionali e al di là di tutto, parlando del nostro Veneto, si sta per realizzare l'imponderabile e ora urla a gran voce il pubblico del Lazio, che può sperare in ciò che sembrava impossibile. Cimolin è chiamato agli straordinari a salvare la porta del Veneto. Ancora Orsolini, che può fare tripletta, parte Orsolini e segna il gol del 4-3. Incredibile, il futsal è uno sport senza senso, amici. Il Lazio sotto di 3 gol di fatto ad 1 minuto dal termine ribalta completamente le sorti del match e probabilmente si guadagna l'accesso ai quarti di finale a meno di miracoli. 3 tiri liberi messi a segno dalla formazione laziale, qualcosa probabilmente di mai visto. Viene ammonito nel frattempo Orsolini per essersi tolto la maglia. 4-3 per il Lazio. Il Veneto deve segnare un gol in 5 secondi. Ammonito Orsolini, come dicevamo. Incredibile, non ci sono davvero parole per quel che è successo. Avevamo esultato probabilmente con eccessivo anticipo, perché questo sport non conosce fine. Anche la squadra più tramortita può risorgere come una fenice quando meno te lo aspetti, tira dalla lunga distanza di Manente senza troppe pretese.
Lazio in possesso palla e finisce in questo momento il match del Pala Cosenza, tutti in campo per il Lazio, delusione tremenda per il Veneto Under 15 che vanifica un triplo vantaggio. Il Lazio si qualifica ai quarti di finale del torneo delle regioni Under 15 ed è davvero una delusione che non si meritavano questi ragazzi. Hanno vanificato ovviamente tutto quanto, ovviamente ci sono anche le lacrime, la disperazione tra i vari componenti della formazione di Marini. Estasi invece per il Lazio che può festeggiare il passaggio ai quarti di finale nella maniera più incredibile, più eroica, più pazzesca possibile. Direi che per il collegamento di questa partita può bastare, ci rivedremo tra qualche minuto per la partita dell'Under 17, sempre insieme alla nostra troupe. Sarà sempre Veneto Lazio per la categoria Under 17. C'è tanto disappunto sulla panchina del Veneto, esulta il Lazio che dedica anche il cuore alla telecamera insieme e soprattutto grazie al suo capitano. Saluto ora tra tutte le squadre, il Lazio sportivamente consola i componenti della squadra del Veneto, una delusione che come dicevamo questi ragazzi non meritavano. C'è comunque un gran supporto del tifo del Veneto che non manca davvero mai. Direi che per il collegamento attuale ci possiamo congedare, ci rivediamo tra pochi minuti con la partita degli allievi. A tra poco con il secondo collegamento di giornata.